Ecco, la terza armata è tornata indietro intatta, invitta. Poi per decenni la retorica celebrerà in Italia l'invitta terza armata. Le 11 divisioni mandate dai nostri alleati da sole sono di più dell'intera terza armata. E non è solo questo, bisogna anche dirlo, gli inglesi e i francesi hanno eserciti di qualità superiore. Gli inglesi e i francesi combattono da 3 anni in Francia contro il miglior esercito del mondo, i tedeschi. Noi quando ci siamo trovati di fronte ai tedeschi ci siamo sbriciolati a Caporetto. Gli inglesi e i francesi sono 3 anni che tengono botta, anche se con grande fatica bisogna dire. Sono altri eserciti, hanno un'altra professionalità e altri mezzi, altre economie alle spalle. Già prima di Caporetto noi avevamo delle batterie inglesi di artiglieria mandate per amicizia simbolicamente sul nostro fronte e gli ufficiali inglesi di artiglieria